e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora Donald Trump dilaziona la tregua militare con la Repubblica Islamica dell'Iran rispetto al cessate il fuoco che scadeva oggi, e i giornali di oggi sono tutto un approfondire, analizzare le strategie, le controstrategie, il risico. Spoiler, per i giornaloni ha sempre comunque torto Trump. Ha torto Trump se bombarda, ha torto Trump se minaccia di bombardare, ha torto Trump se implementa la tregua, ha torto sempre il sospetto che ci sia un lievissimo pregiudizio rispetto al Presidente degli Stati Uniti comincia timidamente ad affacciarsi. Ma al di là di questo, anche noi, come ben sapete, abbiamo sempre seguito il risico della strategia, perché poi non è una questione accademica, è la questione della contemporaneità che ricade direttamente anche sulle nostre vite, sui nostri portafogli, sui nostri sistemi economici. Oggi però vorremmo sterzare un attimo dal risico e vorremmo leggervi anzitutto 8 nomi. Questi 8 nomi corrispondono ai volti, le storie, i drammi fisici esistenziali di 8 donne iraniane, di 8 meravigliose giovani donne iraniane talmente libere da combattere per la libertà, da aspirare per la libertà, invocarla, perché è facile essere liberi seduti al caldo delle nostre scrivanie in quel malandato, declinante, sbertucciato occidente, dove la libertà è comunque un'ovvietà. Altra cosa è combattere per la libertà sotto il giogo totalitario della Repubblica Islamica dell'Iran. È quello che hanno fatto queste 8 donne che stanno per essere impiccate, re di aver invocato la libertà per loro, per i loro corpi, per le loro anime, per le loro aspirazioni, per la loro nazione oppressa da questa banda di tagliagole. I loro 8 nomi sono i seguenti: Bita Hemmati, Ghazal Galandari, Golnaz Naraghi, Venus Hossein, Nejad Panah, Movaedi Hensie, Nejati Mabubebe, Shabani Diana, Taher Abadi. Trovate, se cercate le loro fotografie sui social, non le trovate sui giornaloni, non le trovate nei forum, nelle pagine, nei dibattiti delle femministe nostrane, di se non ora quando, di quelli che Milano e l'Italia sono transfemministe. Queste parole d'ordine surreali non parlano poi di queste donne in carne e ossa che stanno per essere impiccate, per non essersi piegati, lì sì, a un orrendo gioco anche patriarcale, anche misogino. Le trovate però sui social, perché gli account liberi, grazie a Dio, fuori dai media mainstream esistono. Guardate le loro facce, guardate i loro occhi, che sono un'accusa alla coscienza occidentale, alle nostre ipocrisie, alle nostre omissioni. Perché vedete, qui siamo i primi, ripeto, a analizzare le ricadute strategiche, economiche della guerra in Medio Oriente, perché in un mondo iperconnesso sono immediate. Però non possiamo togliere completamente dal tavolo il dramma di queste ragazze, il dramma di un'intera gioventù meravigliosa che si sente erede di una grande civiltà come quella persiana, che è sequestrata e calpestata dal 1979 da chi, come disse l'Ayatollah Khomeini, governa in nome di Allah. E non possiamo non guardarle, non soffermarci un secondo, non sospendere i nostri affanni quotidiani, guardare questi occhi, pensare che queste facce, queste donne, queste persone saranno a breve impiccate dall'orrenda Repubblica Islamica dell'Iran. E non possiamo non pensare che esiste anche questa posta in gioco. È fine irrilevante se è quello che muove davvero Donald Trump o l'intervento americano. Rimane il fatto che se il domino che si è innescato porterà alla caduta di questa banda di tagliagole, assassini, misogini, impiccatori di giovani donne, sarà solo e sempre una buona notizia. Guardate quelle foto
e ricordatevi che non è tutto relativo, non è tutto geopolitica, non è tutto analisi, la storia è anche tragedia, e qui stamattina nel nostro piccolissimo a Radio Libertà ci togliamo il cappello davanti a queste 8 splendide, libere donne. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.